Amici, il mio più cordiale buongiorno e buon venerdì 22 maggio 2020. Anche questa mattina andiamo con la lettura dello zodiaco, meglio l'oroscopo segno per segno. E andiamo col segno dell'Ariete. Allora, Ariete, amore, se siete in coppia oggi dovrete evitare gli scontri e recuperare l'unità. Siete alla ricerca di un nuovo equilibrio, ma se avete avuto una crisi profonda col partner farete maggior fatica. I single con Venere favorevole possono vivere emozioni speciali. Lavoro, nella sfera lavorativa potrete un po' di stabilità, ma avranno molte più opportunità coloro che lavorano in proprio. Toro, per i nati del segno del Toro la confusione aumenta e non bisogna pretendere che il partner faccia ciò che volete voi. Non mancheranno i litigi fra le coppie. Mentre i single oggi potranno incontri importanti. Spesso però i nati del segno si mostreranno intolleranti. Nel lavoro si faranno scelte importanti, ma sarà meglio risolvere i dubbi, qualcuno si trasferirà e mantenere la calma non sarà poi molto semplice. Segno dei Gemelli, chi ha affrontato problemi in passato dovrà superarli. Le coppie in crisi ritrovano soluzioni per stare insieme. Ma molto dipende dal problema a monte. Qualcuno ha a che fare con tradimenti oppure problemi familiari. Per i single le amicizie possono trasformarsi in qualcosa di più. Lavoro, oggi potrete prendere delle decisioni importanti per il lavoro. Sono in arrivo buone opportunità. Cancro, chi è in coppia oggi potrà vivere un momento particolare. Il cielo è interessante, Marte favorevole permette di amare di più. I single possono farsi avanti per chiarire situazioni in sospeso, ma potrebbe esserci qualche delusione. Lavoro, Mercurio in transito permette di fare scelte importanti per ripartire. La speranza non deve mancare anche se il portafogli piange. Segno del Leone. I single oggi vivranno momenti di passione e potranno vedere crescere relazioni nate per gioco. Le coppie non devono arrabbiarsi o discutere per motivi economici, ma devono mandare avanti il rapporto cercando di trovare un buon equilibrio. Nel lavoro bisogna fare di più nel minimo indispensabile. Si potranno fare dei cambiamenti o magari chiudere dei rapporti. Vergine, siete ancora diffidenti nei confronti dell'amore, ci metterete molto tempo prima di fidarvi di qualcuno. Le coppie sono alla ricerca di un po' di tranquillità ed equilibrio e le tensioni con qualche Sagittario non mancheranno. I single devono avere anche loro molta pazienza. Lavoro, state attraversando un periodo di riflessione, ma presto tutto ciò che avete fatto inizierà a dare buoni frutti che desiderate da tempo. Bilancia, i nati della Bilancia stanno vivendo un periodo interessante. Venere è favorevole e chi ha vissuto una separazione potrebbe incontrare qualcuno molto intrigante. Il cielo è promettente per gli incontri e per le emozioni e anche i cuori solitari possono beneficiarne. Lavoro, il cielo permette conferme nel lavoro, la giornata regalerà ottima soddisfazione grazie a Saturno, Venere e il Sole. Scorpione, anche se siete stanchi oggi avrete modo di recuperare col partner. La passione aumenta ma occorre cautela con la gelosia e con
molta pazienza. Per i single ci sono belle novità, finalmente le emozioni si fanno sentire e qualcuno potrebbe anche trovare l'anima gemella. Lavoro, c'è aria di insoddisfazione nel lavoro. Magari qualche discussione potrebbe mettervi in malumore. Attenzione alle liti. Sagittario, amore, siete tesi e nervosi, avete difficoltà nel relazionarsi con l'altro. State vivendo un periodo particolare e sentite il bisogno di libertà. Se siete cuori solitari potrete dare sfogo alla vostra fantasia e cercare qualcuno con cui trovare una bella intesa. Lavoro, oggi ci sono buone occasioni per programmare il futuro, attenzione però alle polemiche, specialmente da parte di qualche collega. Capricorno, oggi sarete particolarmente polemici, qualcuno del passato potrebbe ritornare, ma è meglio valutare bene chi si vuole frequentare. Le coppie recupereranno a metà e le difficoltà si faranno sentire. I single oggi vorranno solo dedicarsi al relax. Lavoro, anche se riuscirete a far partire qualche progetto, non potrete evitare alcuni cambiamenti che erano già in atto. Acquario, i nati del segno oggi hanno troppo stimoli e forse in amore ci sono delle difficoltà. Non andranno meglio anche i rapporti appena nati, ma presto sarà possibile capire se proseguire o meno. Le coppie devono procedere con molta cautela. Nel lavoro l'energia non manca, anche se la tensione aumenta e il denaro scarseggia. Le occasioni non mancheranno, anche per chi si trova in crisi. E infine il segno dei pesci. Non state vivendo un momento felice in amore, magari perché avete avuto vicino persone sbagliate. Le coppie devono fare attenzione ai momenti di nervosismo, ma anche i single devono stare calmi e cercare di chiarire le questioni dialogando molto di più tra di voi. Lavoro, la sfera professionale procede a rilento e iniziano a farsi strada alcuni cambiamenti. Siate comunque prudenti nelle scelte. E così era l'oroscopo del giorno venerdì 22 maggio 2020. Io vi saluto e vi dico a risentirci sempre col prossimo nuovo oroscopo, quindi a risentirci a domani, che le stelle siano sempre con voi. Ciao a tutti.